Il 13 ottobre la rivista Oltre il Muro organizza un interessante convegno su Angela Cristina Curella. Angelo Cristina Curella, poeta siciliano del Novecento, è un autore, un letterato che va scoperto. Perché? Perché ha scritto, soprattutto nella sua età giovanile, opere di grande valore. Non solo. È un autore che va proposto ai giovani come modello di gioventù, perché nonostante la sua giovane età, aveva 17-18 anni, iniziò a fondare riviste di letteratura. Inoltre, negli anni successivi, Angelo Cristina Curella intrattenne rapporti con la migliore cultura fiorentina degli anni 30 e degli anni 40, per cui è doveroso conoscere questo autore licatese nostro, della nostra provincia di Agrigento, che nel periodo più bello della stagione culturale fiorentina lui riuscì ad intrattenere questi rapporti epistolari, ad esempio con autori come Giovanni Papini e in Sicilia con il fondatore della rivista La Tradizione. Questa iniziativa sarà presentata presso la prestigiosa biblioteca lucchesiana di Agrigento il 13 di ottobre tramite le relazioni, la partecipazione di critici di spessore che desidero nominarli: Francesco Tosto, Nuccio Mula, Nino Agnello, Rino Sorci, Piero Meli e Pippo Di Falco. Hanno studiato nei mesi precedenti le opere di Angelo Cristina Curella e adesso le esporranno al qualificato pubblico. Mi preme ricordare che questa è la prima iniziativa che la rivista Oltre il Muro inizia a fare. Sarà un appuntamento annuale nel mese di ottobre e lo scopo è quello di conoscere i letterati presenti nel nostro territorio e magari sono pochi conosciuti.